Non solo quelli per frutta e verdura, anche i sacchettini biodegradabili utilizzati per i medicinali dal 1° gennaio sono diventati a pagamento. Il costo varia da farmacia a farmacia e a seconda della grandezza, ma si aggira intorno ai 5 centesimi. Le farmacie obbligatoriamente devono sullo scontrino far comparire il prezzo del sacchetto. Sarà poi il singolo farmacista a decidere se addebitare o meno il costo al cliente. Molto probabilmente più di qualcuno metterà sullo scontrino il prezzo del sacchetto, ma non lo accollerà al cittadino. Sorpresi i cittadini che in questi giorni hanno trovato la novità non solo nei supermercati ma anche in farmacia. Qualcuno dice è il solito imbroglio, qualcuno sorride, altri hanno preso correttamente l'idea del legislatore dicendo ah bene, la prossima volta mi porto il sacchetto da casa. L'obiettivo della normativa è di per sé giusto, spiega Gariboldi Muschietti, discutibile invece il metodo. Un'educazione inutile, perché l'educazione si fa con la prevenzione, con l'insegnamento, mai mettendo le mani nelle tasche ai cittadini, anche se si tratta di pochi centesimi, però è fastidioso dover fare questo. Lo scopo è quello di incentivare il cittadino a portarsi il sacchetto da casa. Più di qualcuno ha già recepito, ma non c'era bisogno di farli pagare, perché quelli che porteranno il sacchetto da casa già da prima venivano con la borsa da casa.